Ora noi dovremo andare in cresta così fino là e poi intercettare il sentiero che forse si trova laggiù in fondo. Questo deve essere. Ok, no, mi sa che dovremmo passare in parte alla staccionata. Qua. Siamo sicuri? Sembra di sì. Giù a destra. Oh cacchio. C'è qualcosa che balla, ma non so cosa. È troppo buio. Accendiamo le luci. La serie sterzo che mi balla un po'. Di nuovo. Più. Ho sbagliato, vero? Sì. Vabbè, dovevo prenderlo a sinistra. Siamo già sulla strada. Ok, finito. Fatto. Che roba. Eccoci qua. Qua è bel vedere. Noi dovremmo arrivare laggiù dove c'è il bar da stale facendo tutto questo da là. Occhio. Là. Qua dobbiamo andare.
So che c'è un pezzo che va giù di qua, ma non sono sicuro. Io vado di là come ho fatto l'altra volta, che sembra esserci il sentiero, ma porta la lama questo. Dovrebbe esserci una deviazione a destra, però comunque ora andrei alla lama per dare un'occhiata alle impronte di animali. Qua è zona di predazione dei lupi anche. L'altra volta ho trovato i resti di un cervo, una mascella e dei mucchi di pelo sparsi. Ho già trovato qualcosa, ungulati, ma qua c'è un canide. È un cane medio, però non sono sicuro che sia un'impronta di lupo, potrebbe esserlo, ma potrebbe essere anche l'impronta di un cane domestico. Qua ce ne sono altre, queste sono decisamente più marcate. Ancora un canide lì, ma piccolo. Ora bisogna andare là in fondo per prendere il sentiero dove c'è il cancello.